Oggi ho selezionato per voi questo studio che ho ritenuto molto interessante perché parla di un fattore di rischio che non era mai stato tenuto in considerazione in campo aritmologico, cioè l'infiammazione parodontale, cioè di tutto ciò che c'è intorno al dente come le gengive e l'osso. Uno studio giapponese dell'Università di Hiroshima ha pubblicato sull'autorevole rivista American Heart Journal uno studio dove sono stati arruolati 288 pazienti che dovevano sottoporsi ad ablazione della fibrillazione atriale. A tutti questi pazienti è stata calcolata l'area di infiammazione gengivale. E cosa si è visto? Che dopo aver fatto l'ablazione, chi aveva un'area di infiammazione gengivale maggiore aveva anche un maggiore rischio di recidive della fibrillazione atriale anche dopo l'ablazione. Inoltre, ancora più importante, si è visto che in chi si interveniva e si trattava, si risolveva l'infiammazione gengivale, c'era una riduzione di ben il 61% di rischio di sviluppare recidive di fibrillazione atriale. Il meccanismo con cui si ha un aumentato rischio aritmico in queste situazioni, come affermato anche dagli stessi autori, non è ancora ben chiaro, ma sicuramente l'infiammazione gengivale favorisce il passaggio di batteri in circolo, con una risposta infiammatoria e possibile infezione, che può aumentare il rischio aritmico. Inoltre, il passaggio di batteri nel circolo ematico è un meccanismo già ben noto in cardiologia e cardiochirurgia, in quanto questi batteri possono andare a causare l'infezione delle valvole cardiache che è nota come endocardite. Bene, ma dopo tutte queste notizie drammatiche veniamo come di consueto ai consigli utili, cioè cosa possiamo fare per prevenire l'infiammazione gengivale e trattarla quando già si è instaurata. Prima però vi chiederei di condividere questo video in modo che sempre più persone possano ricevere informazioni utili e che possiamo combattere insieme queste brutte bestie che sono le aritmie e in particolare la fibrillazione atriale. Come promesso veniamo ai consigli utili. Prima di tutto spazzolare i denti almeno 2 volte al giorno, meglio se dopo tutti i pasti. Utilizzare lo spazzolino più idoneo alle nostre gengive con delle setole non troppo dure perché possono infiammare appunto le gengive e sostituire lo spazzolino di solito ogni 3-4 mesi. Fondamentale l'utilizzo del filo interdentale perché neanche lo spazzolino elettrico riesce ad arrivare negli spazi interdentali e dobbiamo eliminare i residui di cibo. Questo va fatto almeno una volta al giorno. Inoltre l'alimentazione con troppi zuccheri e bevande gassate e zuccherate deve essere limitata perché favorisce appunto la formazione batterica. Ultima cosa, ma non per importanza, è la famosa pulizia dentaria, che sarebbe l'ablazione del tartaro, da non confondere con l'ablazione della fibrillazione atriale. Questo andrebbe fatto ogni 6-12 mesi a seconda delle persone e su questo può consigliarvi il vostro odontoiatra. Se vi è piaciuto questo video, come sempre vi invito a condividerlo e a seguirmi sui miei canali social Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Grazie e buona salute a tutti.